Siamo con Don Ezio Sazio, lo sentiamo perché prossimamente si inaugurerà il presepe di cioccolata, un'iniziativa che negli anni ha riscosso tanto successo. Ecco, quando è che si inaugura e parliamo delle novità di quest'anno del presepe? Sì, noi lo inaugureremo ufficialmente il 31 con una celebrazione della messa e il canto del Te Deum perché è la fine dell'anno e poi sarà aperto fino al 6 di gennaio quando alla fine della celebrazione della festa dell'Epifania alle 11 con il Cardinale Montenegro poi lo distribuiremo a tutti i bambini. Ormai sono più di 30 anni che la Chiesa di San Giacomo ha questa bellissima tradizione, coinvolge i bambini, giovani, adulti, anziani che si mettono insieme a modellare più di 150 kg di cioccolato realizzando delle strutture anche belle e particolari che richiamano anche la nostra città. Faremo le nostre 3 chiese, San Giuseppe, San Domenico, San Giacomo, la Valle dei Templi e alcuni monumenti anche che riguardano la nostra Sicilia. Sono delle novità che ogni anno proviamo a portare avanti e per far vivere anche questa bellissima iniziativa che la Chiesa porta. Un'iniziativa che inizia giorno 16 fino al 23 di dicembre, ci saranno le novene di Natale, poi lunedì c'è il Te Deum e sabato 5 gennaio un concerto e organo e flauto, insomma tante iniziative per trascorrere diciamo un po' serenamente le vacanze di Natale. Sì, è un po' tutte le iniziative che mette in campo tutta l'unità pastorale, sono 2 comunità ormai che fanno comunione, che vivono in unità e che in un modo o in un altro tra le novene, tra i concerti che i nostri stessi ragazzi realizzano e tra le feste che dei nostri bambini del catechismo proviamo a coinvolgere un po' tutti a vivere bene e serenamente la venuta di Gesù nel mondo.